Se una persona è interessata ad effettuare lo screening per epatite C, non deve fare altro che prenotare un prelievo di sangue come farebbe per qualsiasi altro tipo di prelievo, quindi attraverso lo Zero Coda o il Prenotami Cloud, e nel giorno in cui ha avuto poi la prenotazione presentarsi e dire allo sportello che vuole effettuare lo screening per l'epatite C. Non è necessaria alcuna impegnativa, il test è completamente gratuito ed il risultato arriva sul fascicolo elettronico e comunque è scaricabile secondo le modalità dei prelievi che vengono scaricati online. Una persona che avesse prenotato un prelievo di sangue può contestualmente a questo prelievo effettuare il test di screening per l'epatite C. Basta che il giorno in cui ha fissato l'effettuazione del prelievo dica allo sportello che vuole effettuare anche il test di screening per epatite C. Il test è completamente gratuito, non è necessaria alcuna impegnativa, il risultato arriva sul fascicolo elettronico e scaricabile come gli altri tipi di prelievo. Una persona che avesse un ricovero programmato nelle strutture ospedaliere dell'ULSS 6 può effettuare tranquillamente lo screening in occasione di quel ricovero. Basta richiederlo nel momento in cui ha iniziato la sua degenza in ospedale e viene fatto dal personale infermieristico e il risultato arriva sul fascicolo elettronico. Il test è completamente gratuito ed è scaricabile anche secondo le modalità con cui vengono scaricati gli altri prelievi. Ci sono moltissime informazioni di tipo cartaceo già presenti attraverso la presenza di poster e volantini che la ULSS ha inviato in tutte le sedi istituzionali, precisamente nelle sale di attesa per le visite specialistiche, nei punti prelievo, nei reparti ospedalieri, ma anche negli studi dei medici medicina generale, nei distretti sanitari ed anche nelle farmacie della ULSS, tutte quelle presenti in tutto il territorio dell'ULSS 6. Inoltre, la ULSS sta conducendo una eccellente campagna di comunicazione informatica attraverso la presenza di materiale informativo sia sul sito web che anche sulle piattaforme social della ULSS.